Bene, buonasera, ben ritrovati con Eraldo a questo nuovo appuntamento che inaugura l'ultima settimana di dirette di Eraldo per questa stagione. Vedremo poi di riprenderle in autunno. Iniziamo con l'ultimo appuntamento appunto di Psiche che dice, il quarto di una miniserie con cui abbiamo scandagliato insieme a Irene Tommasi, a cui do subito il benvenuto, e a Stefano Baratta, l'animo umano e soprattutto la coppia vista sotto molteplici sfaccettature. Questa sera, per l'ultimo appuntamento, abbiamo con noi anche l'avvocata e presidente dell'AIAF Sabrina De Santi. Buonasera Sabrina. Buonasera a voi. Grazie per essere qui con noi. E Ivano Porpora, scrittore, insegnante di scrittura e fra le tante attività si occupa anche di usare la narrazione come terapia, ma ci spiegherà meglio lui più tardi. Io, Buonasera. come al solito in questi casi mi eclisso, do la parola a Irene Tommasi e vi auguro buon ascolto, non prima di aver ricordato a tutti che è possibile intervenire durante la diretta con commenti, domande e tutto quello che ritenete opportuno fare per interagire con noi durante questa trasmissione. A più tardi. Buonasera e grazie come sempre a Ernesto e a Eraldo che ci ospitano in questo bello spazio e tempo in cui poter condividere varie tematiche che hanno avuto come filo rosso e filo conduttore, come diceva Ernesto prima, la coppia e la psicologia della coppia, ma soprattutto anche delle relazioni, che cosa succede lì dentro. Siamo partiti con la prima puntata facendo un focus anche su la coppia e le relazioni nella società. Abbiamo attraversato poi il femminile, quindi l'ambiente del femminile, e l'ultima puntata l'abbiamo dedicata alla simbiosi, ai vantaggi, gli svantaggi, no? della simbiosi, a questo processo così fondamentale, ma talvolta così anche patologico, fino a sfociare in atti così cruenti come abbiamo fatto il focus appunto sul matricidio. Questa sera, ecco, diciamo che durante tutte queste puntate quello che abbiamo cercato di fare era di utilizzare le parole per scambiare, no, le nostre idee, le nostre opinioni, e abbiamo cercato di farlo creando dei legami che non siano vincolanti, ma quei legami di radice che permettano poi di muoversi all'interno della costruzione, della nascita di nuove relazioni, quindi le parole che creano legami in senso costruttivo, evolutivo e anche trasformativo. Questa sera entreremo un pochettino di più in quelli che sono gli aspetti anche narrativi di sé, della coppia, dei vari elementi della coppia e di quello che può succedere appunto nella recuperare anche la storia della coppia stessa, ma dei partecipanti attivi della coppia stessa. Coppia intesa appunto come quella dimensione di spazio e tempo in cui appunto si creano queste relazioni. Relazioni che avevamo visto anche essere oggi un po' considerate con dei legami, fra virgolette, liquidi, anzi, se non senza fra virgolette, purtroppo liquidi, e ci stiamo chiedendo appunto quale sia l'orientamento e quali siano invece i nuovi forse legami o che prospettive future ci possono essere all'interno di questa dimensione. Quindi quello che ci piacerebbe fare, mi piacerebbe fare, anche sentire la voce un po' dei vari punti di osservazione di tutti noi, a proposito quindi delle regole, quindi giuridiche, narrative, psicanalitiche, delle immagini, dei sogni e delle parole appunto anche narrative. Quanto sia importante stare in un linguaggio e anche in una comunicazione, quanto ci sorregge. Quindi io entrerei adesso, un po' più direttamente, in quello, collegandomi alla simbiosi dell'altra volta e quindi a questo importantissimo momento di fusione che c'è nei primissimi mesi e primi anni di vita tra il bambino e la mamma o l'ambiente materno, che abbiamo visto deve essere sufficientemente buono, per dirla alla Winnicott, perché tutto funzioni bene, ma appunto non sempre tutto funziona bene. E farei un passo in avanti chiedendo e coinvolgendo Stefano nel raccontarci quello che può succedere successivamente a questa fase
in quello che è un'immagine, diciamo così, che viene utilizzata, no, un po' nel nostro mondo, un'immagine diagnostica, classificativa, che ci permette di comunicare, come abbiamo detto anche altre volte, che è quelli che sono i legami legati agli stili di attaccamento e quindi che cosa succede, diciamo così, nel passo successivo al processo di simbiosi. Per capire se, diciamo così, quanto le storie, quanto questi processi iniziali della nostra vita poi possono eventualmente come dire, favorire o sfavorire legami futuri. Perciò Stefano ti chiedo cosa, se ci puoi spiegare, se ci puoi raccontare appunto quali sono e perché sono così importanti questi stili di attaccamento e l'attaccamento in generale. Nei primi anni di vita il bambino ovviamente passa tutto il proprio felice, a volte disperato tempo insieme ai genitori e a poche altre persone. Ed è fondamentale nel primo anno, ma anche nel secondo e poi avanti, il modo in cui questo bambino impara ad ottenere l'affetto, le carezze, l'amore di cui ha bisogno, come riesce a sentirsi amato, voluto, protetto. E per fare questo impara proprio dei modi, dei comportamenti. Questi modi vengono definiti stili di attaccamento. Può essere che apprenda un modo di attaccarsi, un modo di ottenere affetto oscuro, ma anche che ottenga dei comportamenti insicuri, magari che lo portano all'evitamento, o dei comportamenti insicuri che lo portino ad essere ansioso. Una volta si pensava che tutto questo rimanesse fisso nel tempo, ma non è così. Per fortuna se uno si indaga, se uno fa un viaggio verso se stesso, può cambiare anche dei comportamenti imparati in modo errato, che possono causare dei guai. Per esempio, uno che abbia un comportamento insicuro, evitante da adulto, non riuscirà a mettersi in discussione nella coppia, non riuscirà a porre sul tavolo tra sé e la compagna gli argomenti in modo sereno, non riuscirà a affrontare le cose senza impermolosirsi o indispettirsi. Certo che poi le relazioni successive e magari, se necessario, un percorso terapeutico, non possono arrivare a modificare queste cose. Vi è sempre un rischio, che è quello dell'omogamia, cioè che due persone si cerchino per mettere insieme lo stesso problema. Mettiamo che due persone abbiano un forte stile di attaccamento affettivo insicuro e che porta agli evitamenti dei conflitti, agli evitamenti delle problematiche. Queste persone insieme saranno una vera e propria associazione a delinquere, perché non riusciranno purtroppo insieme mai ad affrontare i loro problemi, a evolvere, andare avanti, a crescere lungo la strada evolutiva della coppia. Per cui l'invito è quello di, anche per tutti, per tutte le coppie, di conoscere qual è il modo, lo stile di attaccamento che si è preso. E nel mio studio molte volte ho visto che per le coppie in crisi è utilissimo confessarsi, raccontarsi reciprocamente come fanno per cercare di ottenere affetto, comprensione, amore. E una volta che si è condivisa questa cosa col partner, riuscire a non usarlo più come si è fatto magari fino a quel momento, per offendere, per colpire, per aver ragione, per impadronirsi, per possedere l'altro, ma invece proprio usare questi piccoli momenti per darsi all'altro e per fare in modo di risolvere insieme i problemi della coppia. Quindi l'invito appunto di raccontarsi, di narrarsi, no? Però ecco che diciamo così il tutto scoppia, fra virgolette, nel momento in cui si creano questi conflitti, no? E quindi l'importante è anche stare
nel conflitto e cercare di attraversarlo il più possibile con varie strategie, con varie modalità, ecco, e quindi con le proprie risorse anche interne per poterne uscire. Però ecco, ci sono delle situazioni di crisi che penso che anche Sabrina all'ordine del giorno insomma, ne incontra e le attraversa anche lei. Ecco, quanto è difficile stare all'interno di una crisi di famiglia, della coppia, e quindi quanto è importante anche l'ascolto e riuscire a trovare quelle parole che invece creino, come si diceva prima, quel legame che possa permettere poi alle persone che chiedono aiuto anche a te, no, di trovare qualsiasi formula per uscire dal conflitto in senso trasformativo, e quindi trovare quelle parole che permettano di fare questo ponte. Ma parlare di trasformazione del conflitto è un passaggio, diciamo, che è molto evoluto, no? Di solito quando le persone arrivano dall'avvocato hanno già provato tutte le strade possibili, ivi compresa quella magari del terapeuta, e hanno fallito. Fino a quel momento hanno fallito. Quindi arrivano dall'avvocato un po' come ultima spiaggia, no? Non c'è altro da fare, adesso devo affrontare questa dolorosa separazione, questo doloroso divorzio. E direi che la parola prende tutto, nel senso che ormai negli anni io come avvocato della famiglia, quindi io mi occupo, occupandomi solo di questo, devo dire che insomma ho cercato così anch'io di imparare qualche tecnica per aiutare le persone. Io cerco di dare uno spazio di 2 ore anche per il primo incontro, in modo perché vedo che le persone hanno bisogno di raccontare di nuovo perché, che cosa li ha riportati lì. E questo è un percorso lungo. Io tieni conto che potrei, diciamo, nel giro di 30 minuti avere già per la scheda che io faccio all'inizio, perché cerco di introdurre ogni discorso con una piccola intervista anche per rompere il ghiaccio, in cui chiedo alcuni dati, per esempio appunto le date di nascita, quando si sono sposati, quando, che tipo di lavoro fanno, se ci sono figli, dove abitano, di chi è la casa, cioè tutti quei dati che poi servono, perché il mio è un ambito che tende a sciogliere, no? Per cui tutti, io posso chiedere quei dati che poi devo riversare in tribunale se si arriva effettivamente alla separazione, che sia consensuale o che sia giudiziale. Bene, ebbene, dicevo, quei dati mi richiedono pochi minuti, in realtà diventano una narrazione di 2 ore, perché prima di arrivare a quei dati le persone hanno bisogno di rimettere in ordine con tantissima emozione tutta la loro storia. E allora alla fine della loro storia magari appunto quelle 2 ore che all'inizio quando prendono un appuntamento mi dicono ma come 2 ore, che cosa ci raccontiamo in 2 ore? In realtà volano e anzi mi si chiede un secondo appuntamento per poter approfondire ancora, per poter raccontare ancora. E poi di lì le persone prendono una decisione a seconda di come sono, cioè se sono disponibili, perché è la nostra proposta. La prima cosa che un avvocato chiede è se siano state percorse proprio tutte le possibilità per tornare ad una riconciliazione, quindi per tornare indietro. Ma la seconda cosa è cercare di proporre un percorso trasformativo. Bisogna vedere che cosa si accoglie, perché molto spesso le persone invece colgono soltanto, cioè vengono dall'avvocato con l'idea che ci sarà una messa in scena del loro dolore e una vendetta del loro dolore. Qui insomma adesso mi viene spontanea la domanda anche a Divano, no? Che so che lui oltre ad aver fatto e continuare a fare dei bellissimi lavori, no? Anche sulla narrazione, anche richiamando un po' quello che si diceva prima con Stefano sulla propria infanzia, sull'adolescenza, ma quanto il tuo modo di lavorare diciamo così venga ad integrarsi con il lavoro anche della psicoterapia, no? E quindi come fai,
qual è una modalità, in che modo, ecco meglio, in che modo incontri il conflitto nei tuoi laboratori, nel tuo lavoro, appunto anche di narrazione, collegato appunto agli aspetti di psicoterapia. Ma intanto ringrazio per gli interventi che sono avvenuti prima, perché sono molto stimolanti, ed è bello sentire degli aspetti completamente diversi che si integrano alla fine col mio lavoro, sia quello di narratore, che quello di insegnante, che quello di, diciamolo così, aiutante e stimolante nella psicoterapia. Diciamo che tre delle cose che cerchiamo di fare di più in questo campo sono: una, la differenziazione. La differenziazione, perché comunque scrivere, raccontare una storia è, se ci pensate, estrarre da un ambito indifferenziato informazioni, estrarre emozioni, estrarre conflitti, estrarre addirittura dei personaggi, semplicemente dei personaggi. Quindi nel momento in cui li si estraggono e li si differenziano, anche le emozioni, come diceva giustamente la dottoressa poco fa, le emozioni cominciano a essere compulsate, cioè si comincia a, diciamo così, cercare di capire quale emozione portante viene alla mente e quali emozioni laterali si sollevano. Tanto per dire, se poco fa abbiamo parlato di vendetta all'interno di un tentativo di vendetta, se ho capito bene, quantomeno narrativa iniziale, però questa vendetta può essere anche dovuta a cause di affetto tradito, quindi affetto e tradimento. Quindi una delle cose che cerchiamo di fare è sollevare quante più emozioni possibile e cercare di far capire al paziente, così come al narratore, perché sono esercizi che faccio fare che sono diversi nei due ambiti, ma che a volte necessariamente devono andare a incontrarsi. Cerco di far vedere come un ambito che rimane sostanzialmente indifferenziato, quindi le persone di fatto spesso indicano il proprio stare come sto bene oppure non sto bene, e che cosa ho provato questa settimana, e di solito si mettono rabbia, paura, amore e basta. E invece si fa vedere come esista una differenziazione molto elevata in ambito emotivo, in ambito sentimentale, e ovviamente questo porta anche a galla degli atteggiamenti e dei comportamenti. Per quanto invece riguarda il secondo aspetto, il conflitto è un elemento cruciale nella narrazione. Non esiste narrazione senza conflitto, e molto spesso mi trovo a parlare con dei pazienti che sostanzialmente cancellano il conflitto. Cancellano il conflitto perché l'evitamento del conflitto viene visto come una sorta di tentativo di superare il conflitto mettendogli la testa sotto la sabbia. Questo porta anche a esempi di narrazione che sono divertenti, nel senso che si vede la storia di Cappuccetto Rosso, come dicevo prima nel piccolo incontro che abbiamo avuto prima, si vede la storia di Cappuccetto Rosso narrata senza il lupo, oppure si vede la storia di Biancaneve senza la mela. Quindi non si dà la possibilità, se ci pensate, a Hansel e Gretel di uccidere la strega e di poter ritornare a casa sani e salvi, non si dà la possibilità a Biancaneve di confrontarsi con la morte per poi risorgere, non si dà la possibilità a Cappuccetto Rosso di apprendere dalla lezione centrale della storia, che è quella che non è che non dovrà mai più allontanarsi dal sentiero centrale del bosco, ma che sa che cosa accadrà nel momento in cui si allontanerà dal sentiero centrale del bosco. Il terzo aspetto, prendo veramente pochissimo perché sennò mi dilungo, è un aspetto secondo me cruciale, soprattutto in questi tempi qua che stiamo vivendo noi. Io lo chiamo la triangolazione. Nel senso che vedo una mancanza di triangolazione in qualsiasi narrazione. La triangolazione, ossia la compresenza all'interno della coppia di un fattore centrale che è l'altro.
che è il terzo. Questo lo si vede soprattutto, e questo mi diverte sempre molto, all'interno dei profili Facebook, in cui persone che hanno evidentemente una vita di coppia non citano mai l'altro, in questo modo non inscenando la triangolazione con l'altro, cioè non esiste io, l'altro, l'altra con cui posso passare la vita di coppia, e il terzo a cui mi sto rivolgendo, dando sempre la sensazione che sia un dialogo uno a uno, ma il dialogo uno a uno, se ci pensate, è un dialogo estremamente impoverito, perché io posso avere un dialogo sbilanciato con te, Irene, quindi posso avere un'intenzione narrativa nei tuoi confronti e tu un'intenzione narrativa con me, quindi abbiamo due possibilità di intenzioni narrative, ma fra tre persone le intenzioni narrative sono già 6. Quindi aumentano in quantità esponenziale, e questo, la rottura della triangolazione, oltre al fatto che causa una sostanziale altalena emotiva, fa perdere di complessità alla narrazione e alla capacità di comprensione individuale. Questo porta le storie a impoverirsi, e sappiamo perfettamente che due persone impoverite narrativamente ed emotivamente sarà anche molto più difficile che possano attuare le cose che sono state citate prima dal dottor Baratta e dalla dottoressa De Santi. Grazie, perché mi hai dato vari spunti per poter in qualche modo amplificare, ampliare, no? Amplificare i miei pensieri, perché hai parlato di rimosso e sappiamo che oggi il rimosso è più legato all'incapacità o l'impoverimento della capacità di creare simboli, no? Quindi legato al mondo del simbolo. Però, per fortuna, come scrive Stefano in uno dei suoi libri, ci parliamo anche senza parlarci, senza suoni, gesti, pause, rumori, strizzatine d'occhio e bigliettini. Già lo sapevamo ancor prima della fisica quantistica, della teoria dei frattali, delle scoperte dell'etologia della comunicazione degli animali e via dicendo. Ecco, queste parole di Stefano mi fanno pensare appunto che siamo molto di più, no? Che quindi immagino che condividiate anche voi che nella narrazione di sé, come abbiamo detto anche finora, nelle parole, nei legami tra una parola e l'altra, si creino anche delle potenti immagini anche simboliche in qualche modo, che richiamano tutto il nostro mondo interno. Quindi abbiamo anche questo altro modo di parlarci, senza appunto però anche utilizzare quello che noi utilizziamo proprio, pensiamo, immaginiamo immediatamente come comunicazione diretta, che è il mondo dei sogni. E quindi credo che anche qui, Stefano, tu abbia qualcosa da dirci, da condividere, no? A proposito dei sogni delle coppie in crisi, delle coppie che si mettono in discussione, di sogni che possono essere anche molto, diciamo così, che sembrano proprio persone che si parlano attraverso gli inconsci, quindi attraverso anche i sogni. Sì, è incredibile, è un caso, ma ho proprio qua 2 sogni che vado a leggervi. Sono 2 sogni fatti da un ragazzo e una ragazza che si devono sposare. Mancano veramente pochi giorni allo sposalizio. Sogno del ragazzo. È la sera prima delle mie nozze. Mio fratello bussa alla porta e mi rapisce, senza mettermi a corrente di dove mi porta. Finiamo in casa di mio padre, che mi trascina al piano di sotto, mi consegna al capo dei pazzi, e poi in un locale ambiguo, pieno di gente, di scambisti, pieno di sesso, dove arriva il capo dei matti che mi droga. Con uno stratagemma mi fa bere una polverina, mi ha drogato, mi addormento e sogno, nel sogno, la mia futura sposa. Sul letto nuziale, con capelli rossi incredibilmente attorcigliati, belli e spaventosi. I denti le escono dalle labbra come quelli di un vampiro. Sono terrorizzato, prendo un pugnale con una corta impugnatura e una grande lunga lama a forma di serpente. Gliela ficco nel cuore. Sogno propedeutico alle nozze. Non bellissimo, devo dire.
c'è questo padre, quindi c'è un principio patriarcale, c'è un rapimento, quindi viene rapito dalla sua stessa coscienza, e poi viene portato in questo mondo dove viene drogato, quindi viene estraneato dalla sua capacità logica e viene messo in questo suo mondo allucinatorio paranoico, dove vede la sua ragazza come un vampiro, questi capelli tipo i serpenti che ha in testa Medea, questi denti aguzzi, sanguinanti, che escono dalle labbra come quelli dei vampiri. Non dimentichiamo che la vamp, in inglese vampire, ci dice quanto nel linguaggio tuttora si voglia denigrare la donna, perché vamp, la donna affascinante e bella, in realtà deriva dal termine vampiro, quindi una donna bella nell'inconscio dei popoli del linguaggio è una donna pericolosa, che ti succhia il sangue, che ti può far fuori. E questo è quello che nel sogno vive il ragazzo, la paura provocata da questa cultura distruttiva, patriarcale, che la donna è lì per ucciderti, per ammazzarti, portarti via tutto, e alla fine il ragazzo cede a questo suo delirio, vede la donna come il suo peggior nemico e non può fare altro che ucciderla dove? Trafiggendo il cuore, l'amore, il sentimento, negando il sentimento, e così picca di pugnale nel cuore della sua futura sposa, che guarda caso in quelle stesse notti sogna: è la sera prima delle nozze, domani mi sposo, alcune amiche tutte vestite da discoteca mi vengono a prendere, anch'io indosso un vestito succinto da discoteca, in discoteca ballo sul cubo, le ragazze come in un rito si mettono tutte intorno a me e mi danno un gallo che stringo tra le gambe e con un coltello gli taglio il collo. Già questo è tutto un programma. La scena cambia, il giorno dopo devo andare in chiesa, ma non posso sposarmi. Il mio bianco vestito da sposa è macchiato di rosso, tutto intriso di sangue. Altro sogno decisamente non troppo felice, soprattutto fatto pochi giorni prima di sposarsi. In questo rito le amiche la portano al divertimento, la portano alla sessualità libera, la portano a voler ancora vivere in un mondo meno avanzato, meno maturo di quello che è l'incontrarsi veramente in una coppia con un uomo a cui devi dare anche l'esclusiva in un certo senso. E tutto questo, in questo rituale lei taglia, metafora fin troppo semplice la cliente, castra il proprio compagno, mette tra le gambe questo gallo e gli taglia con un coltellaccio il collo. Che rapporto potrebbe esserci stato fra un marito che disprezza la donna come causa di tutti i mali, come Pandora, e una donna che ha ancora in sé un animo da castratrice e la volontà di fare una vita edonistica e di non cedere alla tentazione di arrivare a una coniunzo tra il proprio maschile e il proprio femminile, ad una maturità della coppia. Per fortuna questi ragazzi hanno capito i loro sogni, erano in terapia tutti e due, ne hanno parlato e hanno deciso di non sposarsi. Quindi sono usciti dal loro conflitto prendendo la propria strada, in senso, come si diceva prima, non c'è un unico modo, no? Ci sono vari modi. Come ci sono appunto ci possono essere molti modi per odiarsi, per coltivare rancori, anche per appunto progettare delle vendette, no? Ritornando un po' anche qui, penso che sia molto difficile, no, Sabrina, entrare in questi vari modi, perché se c'è un mondo psichico nel quale noi possiamo accedere appunto con immagini, con la terapia, poi ci sono anche dei dati oggettivi dove appunto, come dicevi tu, magari arrivano dall'avvocato, da te o dei tuoi colleghi come quasi ultima spiaggia, quindi o magari da lì partono in realtà, no? Perché io credo che anche alcune volte possa succedere che entrare in una stanza di un avvocato in un momento di crisi possa anche far fare un focus, una luce su quello che effettivamente significhi essere in crisi e possa significare tutto quello che può succedere successivamente. Quindi in realtà credo che insomma sia un arrivo e anche una partenza in un senso o nell'altro, anche in uno studio avvocato. Ma credo che appunto ci siano vari modi, no?
vorrei sapere un po' il tuo punto di ascolto su questi vari modi di progettare vendette, appunto di riservare, avere dei rancori e anche modi di odiare alcune volte, oggettivi. Sabrina? Scusate, tolgo il microfono quando non parlo perché non vorrei che ci fossero rumori a disturbare altri relatori. Io direi così, che molto interessante anche l'idea che si sta facendo piano piano largo nei nostri studi, e cioè che è utile andare dall'avvocato prima che sia l'ultima spiaggia. È molto meglio capire che cosa ci sta succedendo quando inizia a succedere, perché la missione di un buon avvocato è prima di tutto quello di cercare di consigliare le persone anche a come rimettersi in pista e a come, senza intrudere nella storia, perché noi non siamo degli psicologi, non abbiamo questo tipo di strumenti, però facendo dei buoni invii e cercando di, appunto, di ripercorrere la storia insieme e di scovare se ci sia ancora un po' di fuoco sotto la cenere, se ci siano ancora degli aspetti che vale la pena coltivare prima di lasciare andare un rapporto, prima di chiudere. Ma no, io parlo proprio di lasciare andare perché secondo me non deve essere concepita come una tragedia, né la separazione né il divorzio non sono una tragedia, possono essere una tappa della vita che trasforma senz'altro la famiglia, ma c'è anche un buon modo di separarsi e di prendersi la responsabilità della propria coppia anche quando si sta lontano, chiaro? Però è un percorso doloroso, io non vedo nessuno che affronta a cuor leggero questo tipo di percorsi. Parlavamo però dell'odio, no? Della narrazione dell'odio e della vendetta. Sì, è una narrazione che ci compete, soprattutto quando, come diceva prima il relatore che mi ha preceduto, quando si tratta di, quando ci si sente traditi nei propri affetti, quando si riponeva, la felicità dipendeva da quel rapporto, quando lo si ritiene appunto che non ci sia una propria responsabilità, ma che la responsabilità competa soltanto all'altro. Allora le narrazioni sono le più diverse e vanno accolte tutte. E che cosa succede però? Che appunto la narrazione, appunto essendo essa stessa un modo per sollevare l'anima, si tende a ripercorrerla e a ripercorrerla e a ripercorrerla e a volerla mettere in scena anche, non so, in tribunale. E quindi andare davanti a un giudice perché così finalmente ci sarà qualcuno che distribuirà il torto o la ragione. Finalmente dimostrerò che l'altro è pazzo, l'altra è pazza. Finalmente dimostrerò che è un incapace, che è una persona indegna di fiducia. Dimostrerò quanto è stato nei miei confronti, diciamo, malevolo. Lui è il carnefice, io sono una vittima di quel carnefice e qualcuno lo dirà. Tutto ciò però non ha niente a che fare con il tribunale, il quale soprattutto nelle questioni di diritto di famiglia non distribuisce torti e ragioni. Cioè non è una causa che finisce come, non so, un risarcimento di un danno, che cristallizza una situazione e la quantifica in una somma. Non è un modo per stabilire un confine, dove c'è un tecnico che misura e poi ci dice qual è il confine fra la mia e la tua proprietà. Nel diritto di famiglia vengono poste delle regole perché quella famiglia possa continuare se ci sono dei figli, o comunque invece delle regole che possono appunto azionare della solidarietà ancora tra i coniugi in fase separativa o anche in fase divorzile. Quindi difficilmente lì la storia si chiude ed è impossibile che il giudice si soffermi su torti e ragioni, salvo che non si tratti invece di questioni di appunto di risarcimento tra l'uno e l'altro, ma non si tratta di una separazione classica o di un divorzio classico. Ed ecco quindi che le persone pensano e si aspettano, magari perché siamo suggestionati anche, no, dai telefilm che vediamo, che mettono in scena altri ordinamenti e che riguardano altre materie, non è nel diritto di famiglia, ma sono il diritto penale, no, che noi vediamo rappresentato nei telefilm americani, dove vengono scavate le verità e dove c'è una giuria addirittura
di tuoi pari, che giudica al di là di ogni ragionevole dubbio se uno è colpevole o innocente. Ma non funziona così. In realtà c'è una regola che viene stabilita da un giudice, ma soprattutto il giudice tende a suscitare la regola che la famiglia stessa dovrebbe essere in grado di darsi per il benessere di tutti i membri della famiglia, soprattutto se ci sono dei minori. Ecco, questa quindi è una narrazione che cambia e vi dico la fatica che c'è per noi avvocati è anche quella di scrivere gli atti, perché poi le parole che entrano nei nostri studi ne escono trasformate in atti giuridici che le persone vorrebbero essere, diciamo, completamente aderenti a quella che è la loro narrazione, ma non è possibile che sia così, perché debbono essere trasformati in domande e perché poi narrare, non so, alcuni episodi può essere addirittura controproducente o comunque può portare a un niente. Per cui è importante il percorso che facciamo anche di trasformazione di quello che è un vissuto in quello che è un confronto tra le aspettative che una persona ha all'inizio e quelle che sono effettivamente realizzabili e qual è la risposta dell'ordinamento giuridico. Perché sul nostro piano, cioè sul piano giuridico, si possono fare alcune cose, non tutte le cose. Chiaro? Poi ci saranno altre scienze che danno altre risposte, sempre sul piano della parola, come la vostra. Certo, quindi insomma possiamo anche dire che no, possiamo vedere la crisi quindi come sia pericolo, ma anche come delle opportunità, come si è detto finora, no? Opportunità anche di narrazione. A me piace pensare, mi piace cogliere quando succedono anche con il percorso con i miei pazienti, quando si passa anche da una forma descrittiva, anche della propria storia interna, ad una invece modalità più narrativa, ecco che compaiono delle sfumature, no, dei ricordi, delle sensazioni, oltre che solo i fatti. Tu Sabrina parlavi anche di regole, no, che servono per aiutare in qualche modo anche nella costruzione di un fatto che sia, mi pare di poter dire a questo punto, appunto come hai detto tu, la parola narrativo più che descrittivo, solo, cioè ci vuole la parte descrittiva ma anche la componente narrativa. Ma hai parlato anche di minimo di regole, no, di questa narrazione che deve essere funzionale. Credo che ci siano anche delle regole nella scrittura, Ivano, no? E quindi delle regole narrative, delle regole della narrazione di sé che possono aiutare in qualche modo. Parlavi prima, a me incuriosisce sempre il discorso della cancellazione che tu dicevi, che è una cancellazione di un rimosso magari, ma se non ricordo male uno degli esercizi era non solo lasciare bene in evidenza la cancellazione dell'errore fatto, ma anche di togliere il superfluo di quello che si era scritto e in qualche modo arrivare ad un'immagine anche narrativa. Però questo è quello che me, ecco, è quello che io ma chiedo a te ovviamente, no? Il tuo modo anche appunto di fare come della narrazione anche un pezzo di terapia di sé, e anche perché penso io è sempre un dialogo con l'altro, in qualche modo, ma è soprattutto anche con l'altro che c'è dentro di noi, con gli altri che ci coabitano, no? E quindi con le varie parti. Ma anni fa sono andato a Vilnius, ho avuto la fortuna di andare a Vilnius, fra l'altro era febbraio, quindi meno 30 gradi sotto zero, vi lascio immaginare il freddo, e visitai con la mia ex moglie un quartiere di Vilnius che si chiama la Repubblica di Užupis, e che è un quartiere degli artisti di fatto, però molto, molto interessante. Una cosa bellissima di questa repubblica era la Costituzione di Užupis, cioè siglata su un muro. C'era questa Costituzione che era totalmente fantastica, liberatoria, mi viene quasi a dire onirica, perché conteneva anche delle regole che erano fuori luogo, fuori contesto, che ne so, il fiume è di tutti sono del fiume, oppure ogni persona si può arrabbiare ma non è detto, cose del genere. Questo mi diede l'idea di creare una serie di regole a uso e consumo di ogni narratore, quindi chiesi ai miei corsisti di stilare la loro propria Costituzione, di dire: queste qua sono le regole di casa, queste qui sono le regole che devono essere rispettate all'interno di questa abitazione. Quindi non so, qualcuno disse i gatti vanno considerati come esseri di famiglia e quindi se trattate male i gatti trattate male me, o qualcuno disse che ne so, gioire è bello.
a volte a queste regole si dà poca importanza e ci si accosta alle persone pensando che tutte le persone, credo che voi tre in tre modi diversi questa cosa la sappiate molto bene, le persone pensano che avendo a che fare con altre persone, che le altre persone abbiano in automatico lo stesso set di regole, ma questo non è affatto detto, sia che si abbiano trascorsi difficili, sia che si abbiano, e non ho ancora trovato una persona nella vita che abbia un trascorso facile, quindi ogni persona, diciamo così, che crea il proprio set di regole in base al proprio storico e ovviamente anche in base alle violazioni di regole che ha vissuto nella propria vita, e questa è una prima cosa importante, perché io non ho delle grosse regole quando lavoro in narrativa, nell'ambito, per dire, dei sogni che ha portato prima il dottor Baratta, trattarli dal punto di vista psichiatrico o psicoterapeutico o psicanalitico ovviamente è un conto. Trattarli da un punto di vista narrativo è un conto totalmente diverso, nel senso che invece che interpretare si va a quasi a accelerare il contrasto, il conflitto, e a vedere dove si va, dove si porta, dove si va. Quindi si trasforma la narrazione non in una sorta di interpretazione, ma si dice: perfetto, portiamola avanti e vediamo alla fine che cosa succede. Perché in fin dei conti sappiamo tutti quanti che se si bloccasse l'Odissea a 10 pagine dalla fine, Ulisse sarebbe ancora in mezzo al mare, ok? Quindi sembrerebbe che il suo viaggio non ha portato da nessuna parte, mentre invece Ulisse alla fine è tornato a casa, è tornato da Penelope, ha avuto modo di liberare la casa dei Proci, eccetera. Una regola io ho in terapia, e non soltanto in terapia ma anche con i miei corsisti, che è il non violare mai le loro difese. Le difese che vengono portate sono difese che hanno avuto un senso in un determinato contesto. Non è detto che il contesto attuale sia ancora sensato. Io faccio sempre l'esempio di un soldato che nuota con l'armatura medievale, e se gli vai a chiedere per quale motivo indossi l'armatura medievale, questo ti dice: mi ha salvato in tante condizioni, in tante guerre, mi salverà anche in mezzo al fiume. In realtà in mezzo al fiume ti tira giù la difesa che stai utilizzando, però ti è servita nel passato, è difficile tirar giù quella difesa, e lo scopo mio sicuramente non è andare a rimuovere le difese, ma è anzi a rispettarle, che è un modo per dire: giochiamo la stessa Costituzione. Detto questo, l'ambito delle cancellazioni è uno degli ambiti credo di massimo rispetto dell'individuo. Ci sono diverse cancellazioni a livello testuale, nel senso che si va dalla semplice righina sulla parola cancellata, si va avanti con la cancellazione più forte, una cancellazione molto violenta è il bianchetto. Il bianchetto è sostanzialmente, se ci pensate, una negazione dell'errore, è come a dire: io non sono stato, e quindi è molto forte. Ci sono altri tipi di cancellazione, ma insomma adesso non sono forse pertinenti. La cosa che mi diverte molto sia nei corsi sia con i pazienti è dire: hai cancellato quella parola, diamole un'altra opportunità, diamole un'altra chance, perché nel testo che stavi stilando magari quella parola lì era una parola sbagliata, ma maltrattarla e annullarne il valore è sbagliato, perché ti mantieni in un contesto censorio, ti mantieni in un contesto di eliminazione dell'errore, di negazione dell'errore. Quindi fingiamo che la persona abbia cancellato la parola rottame, io dico: crea un altro testo a parte in cui utilizzerai questa parola rottame, quindi in cui sostanzialmente rigenererai la parola dandole un nuovo valore. A volte invece ovviamente faccio fare il lavoro opposto. Il lavoro opposto è quello della riscrittura, e il lavoro della riscrittura chiede di estrarre da un testo completo le gemme, e estrarre le gemme richiede un serissimo lavoro di cancellazione di tutto quello che è
che appanna in qualche modo il valore delle gemme e che è messo lì a riempimento. Faccio un esempio perché così ci capiamo. Ci sono persone che dicono non mi sento troppo bene. Non mi sento troppo bene in narrazione, non è è un testo antieconomico e poco efficace. Dire mi sento male è molto più difficile da ogni punto di vista, compreso il punto di vista della verità, del tentativo di raccontare una verità, anche nell'ambito della finzione. Quindi invece che dire non mi sento troppo bene, che sono 5 parole, dici mi sento male, che ne sono 3, e con cui vai più a stretto contatto con la verità. Oppure quando vedo che vengono utilizzate troppe parole per anticipare il contenuto del testo, faccio vedere come questa parte che viene messa a mo' di cuscinetto della narrazione possa essere sostanzialmente tolta per lasciare spazio a una verità narrativa che è il testo che ne consegue, che è il testo vero e proprio. Quindi se mi metto a raccontare la casa di Cappuccetto Rosso, noi alla fine non ci interessa tanto la descrizione della casa di Cappuccetto Rosso, noi vogliamo sapere del lupo. Mm-hmm. È questo. Ok. No, insomma, intanto grazie mille. A me mi hai fatto pensare a quanto, al di là del buon senso, servano anche delle immagini, no? E quindi a quanto le immagini, ci sono delle immagini che curano, le immagini che ci aiutano, le immagini che vanno estrapolate appunto dalle parole, dalla narrazione, dai sogni e dalle fantasie anche, perché no? Però c'è un modo molto bello. Irene, se posso aggiungere qualcosa, no? Di quello che dice Ivano. Nel mio mondo in che cosa si traduce questo? Che tutti questi racconti che comprendono delle omissioni, delle enfatizzazioni, eccetera, fanno sì che poi, diciamo, che l'avvocato un pochino più esperto, no? Quando appunto scrive l'atto cerca di stare un pochino basso, perché poi sa che, diciamo, la cosa più vicina alla verità la leggerà quando vedrà la comparsa di costituzione di controparte, perché allora sarà il momento in cui si metteranno insieme le due storie e tutte e due portano le loro verità, le loro omissioni, le loro cancellazioni. Però sarà la narrazione di tutte e due a dare un po' di più il quadro di quello che è stata quella famiglia e a cercare appunto di suscitare la regola per poi, diciamo, poter proseguire, per poter trasformare quella famiglia in una famiglia da unita, separata, ma comunque rimane una famiglia. Ecco, quindi molto interessante quello che si diceva, proprio perché appunto anche sul piano giuridico le omissioni, cioè la narrazione di solito è sempre solo una parte, la verità processuale infatti è fatta poi da questo continuo, da questo rito, no? Da questo procedere nel processo in cui vengono messe sempre a confronto le verità di tutti e vengono organizzate per arrivare alla fine ad una verità, non all'inizio. Certo. Certo che sì, credo che sia molto importante tutto questo e che forse mi viene da un po' per creare un po' di balsamo, no? Qual è il balsamo della coppia? La relazione fatta di una parola e di immagini che curano e di una bella immagine anche che ci dà anche uno psicanalista, James Hillman, che riporta anche Stefano nel suo ultimo libro, che è la possibilità appunto di utilizzare l'immagine, non solo appunto il buon senso, come stavo dicendo prima, e quindi tutta una serie di modalità che sono funzionali, no? nei percorsi difficili sia personali che di coppia, ma anche la possibilità appunto di creare nella comunicazione, nella relazione, nello stare insieme a se stessi e agli altri, quell'ambiente, passatemi il termine, quella modalità che è prettamente del fare anima. E quindi di riuscire in qualche modo a far entrare il pensiero, anche come si diceva nelle varie altre puntate, un po' il pensiero del femminile inteso in senso psichico. Ma Stefano, che cosa vuol dire fare anima per una coppia anche, no? Calandolo un po' all'interno di questo contesto? Tanto più in questo periodo storico la società post-liquida
potrebbe essere definita la società degli scambisti. Ciò che sembra essere importante al giorno d'oggi è avere merce o far credere di avere merce da scambiare. Nella coppia cosa vi è di più da mettere negli scaffali del supermercato se non il corpo? E quindi cos'è che maggiormente può pubblicizzare questa immagine che abbiamo da scambiare? Tutta la pubblicità fatta da questi milioni di immagini che ci segnano. Pensate, una volta vi erano pellegrini che attraversavano le Alpi, passavano il nord Italia, andavano ad Assisi e rimanevano estasiati di fronte al crocifisso del Cimabue. Ben diverso è vederlo dopo aver premuto un tasto sul computer in internet. Sempre la stessa immagine, ma prodotto e funzione, trasformazione psichica ben diverso. Questo è un problema della società attuale. Dobbiamo recuperare le immagini simboliche, le immagini che erano un'epifania degli dei, le immagini che ci davano il Dio rivelato, il Deus revelatus, che se quello mostrava l'anima mundi, le immagini simboliche della psiche possono mostrare l'anima della coppia. È questo che tu chiedevi, cioè che l'immagine erotica maschile fecondi l'anima femminile in modo che il divenire psichico possa riprendere, il divenire psichico della coppia possa ravvivarsi. Abbiamo bisogno di un pensiero e di immagini complesse, nuovamente dobbiamo riadattarci a questa difficoltà. Questo paziente mio che chiamiamo Lucio, per esempio, sognò di fare un grosso percorso in un museo, di vedere mostri, storture. Alla fine, dopo un'enorme fatica, aveva una scala da compiere per uscire da questa galleria e andare nel suo mondo. Il suo analista, guardate, si chiamava Scala, ma lui decise di non prendere quella scala e andò ancora più basso, andò ancora più sotto, trovò un altare, c'era la mamma e la mamma lo obbligava a stare lì a portare come un peana del cibo, delle offerte e dei lumi al padre. Finalmente capì che lui era coinvolto in un processo in cui, legato alla madre, nel dover ancora ricordare il padre morto anni prima. Infatti non era mai uscito di casa, non si era mai sposato. Finalmente questa immagine gli fece capire cosa doveva fare. Era un'immagine salvifica, era un'immagine che gli salvò la vita. Ecco, la coppia deve andare alla ricerca di queste immagini, perché lui solo in quel momento capì che quella ragazza, che in realtà gli piaceva, ma che c'era una sua voce che diceva no, non va bene, era la ragazza giusta, e andò a cercarla, si innamorò e poi nel futuro la sposò e fecero dei figli. Questa immagine, che non era più parte del sistema, non era più un'immagine in vendita al mercato dello scambio, era un'immagine che gli salvò la vita e arrivò alla coincidenza oppositorum, non basata sul sesso, ma basata sul genere. Finalmente tutto il suo apparato psichico si potette ampliare congiungendosi con quello di una donna. Sì, è un po' come è quello che, no, sul nostro stare in questa conjunzio oppositorum, no? E quindi il tentativo, la necessità anche che ha psiche di fare questo. Un po' come diceva anche sia Ivano che Sabrina a proposito dell'incontro di storie, no? Sabrina, dicevi appunto l'incontro fra le due storie, lì che poi tu parli di verità, noi parliamo appunto di una forma in più, di una forma diversa, di un nuovo in qualche modo, no? Quindi in qualche modo però per fare tutto questo c'è anche bisogno di separarsi da vecchi schemi, dalle nostre storie, senza dimenticarle, non rimuovendole, e poi di ritrovarsi, di riunirsi in appunto trasformati in un qualcosa di nuovo che è molto di più anche della somma, no? Delle singole parti come si immagina che possa essere. Io credo che possiamo ritenerci contenti, no? Di questo scambio che abbiamo avuto, scambio in senso creativo, fruttifero e anche molto bello, ricco di immagini secondo me.
E tra alcune frasi che mi piace chiudere un po' questa serata e questo piccolo percorso al quale mi sono molto legata anche per i bellissimi incontri che abbiamo avuto, con la top 10 delle frasi che ho citato di Stefano, che a me piace molto. Devo dire, anche se la trovo estremamente difficile, come ho trovato difficile nel senso molto emotivamente coinvolgente tutto il percorso, ma questa puntata l'ho trovata emotivamente molto carica in senso positivo, molto bella, molto potente anche. E la frase è questa: alla fine del suo libro scrive: se dovessi riscrivere questo libro vorrei che fosse di 100 pagine, 99 di esse dovrebbero essere bianche, sull'ultima pagina poi scriverei: conosco solo una legge d'amore per la coppia, la gratuità. Ora, questo apre moltissime cose, ma noi lo mettiamo in una chiusura che sia un'apertura come pensiero, e perciò ecco, lascio su questo, che cerchiamo di chiudere anche la puntata chiamando anche Ernesto, se ci viene a salutare. Eccoci qua. Davvero sono molto contenta e grata, gratuitamente grata di questa bella esperienza che abbiamo potuto fare anche con Eraldo e con i bellissimi incontri che abbiamo fatto. Ma innanzitutto è solo chiudere questo mini ciclo, ma speriamo appunto di riprendere questi appuntamenti il prossimo autunno e quindi di riprendere anche, perché no, gli appuntamenti con Psiche che dice. Io ringrazio te Irene, ringrazio Stefano per questo ciclo che avete portato avanti con cura, per aver anche portato ospiti importantissimi come quelli di questa sera. Ringrazio anche Sabrina De Santi, avvocata e presidente dell'AIAF regionale del Veneto, e Ivano Porpora, che è scrittore, narratore, insegnante e molto altro. Ringrazio tutti e diamo appuntamento con Eraldo a domani sera. Parleremo di povertà educativa, quindi un appuntamento importante. Avremo la consigliera comunale Lisa Lapaglia, avremo Costanza Motta e Daniela Pini dell'Università di Verona, e poi chiuderemo venerdì con il gran finale con Stefano Quaglia, un appuntamento per tutti i classicisti, il classico dentro di noi. Ivano, credo che tu voglia dire qualcosa, ti ho visto alzare la mano. Sì, semplicemente ho sentito citare il libro del dottor Baratta. Se ne potete dare il titolo, perché così come interessa a me, secondo me interessa agli altri spettatori, perché questa cosa qua dello scambismo diciamo che mi sta facendo frullare la testa, e l'ho trovata eccezionalmente intelligente anche sulla questione della gratuità, e aggiungerei la questione della sparizione nella coppia. Credo che siano due elementi estremamente interessanti di cui parlare, quindi mi piacerebbe rifletterci sopra con un testo scritto. Quindi se allora, volete... dico il titolo? Sì. Vai. Allora, amarsi, amore ama ancora Psiche? Ok, grazie, me lo segno. Di Moretti e Vitali. Ok, quindi possiamo proseguire con la chiusura. Ringrazio ancora tutti voi che ci avete seguito, e appuntamento a domani con una nuova diretta streaming di Eraldo. Buona serata a tutti e grazie ancora una volta a tutti gli ospiti di questa sera. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Grazie.